qui questo comune che funziona molto bene, mi verrebbe da dire: ma allora cosa serve un nuovo partito se è tutto così bello qua questa sera, no? Tra l'altro vedo che è una capriata palladiana, fatalità l'ha inventata un veneto, perché Palladio era un architetto veneto, forse non è stato il primo che l'ha inventata, però è stato quello che l'ha codificata nei libri, ha scritto: le capriate si fanno così, col puntone, col tirante, no? Vedo che ci sono alcune persone conosciute, alcune persone invece sono nuove, vogliono avere informazioni su questo nuovo movimento politico. Nella storia degli ultimi 30 anni ci sono tanti che ci hanno provato, c'è stata la Liga Veneta, il Progetto Nord-Est, altri partiti più o meno autonomisti, e adesso è arrivato un nuovo personaggio politico, chiamiamolo, sulla scena, che è questo partito che si chiama Veneto Stato, 2 parole, un programma, vedete? L'abbiamo scritto sul nostro simbolo, poi abbiamo stilizzato dei simboli marciani, il leone e il Vangelo di San Marco. C'è da dire che questo comunque non è un partito etno-nazionalista, cerchiamo di portare il livello al di fuori della demagogia, cerchiamo di salire di livello e di dare ai nostri cittadini finalmente delle risposte che siano credibili. Come veneti penso che siamo arrivati in un momento in cui siamo consci che siamo in un momento di svolta dal punto di vista storico. Il mondo sta cambiando, ce ne siamo accorti anche noi stessi. Come partito siamo partiti appena l'anno scorso, anche se la storia dell'indipendentismo veneto penso che possa essere collocata come inizio nel 2008. Scusate, c'è il microfono che non va benissimo. Come è nato l'indipendentismo in Veneto? Come è nato in Italia? Sappiamo che la storia è un po' singolare, mi piace raccontarvela così come introduzione, così brucio un argomento ai relatori successivi. Fino al 2006 non era possibile parlare di indipendenza, perché l'Italia, una unica e indivisibile, era proprio un reato, anche solo pensare che potesse esistere la possibilità di portare avanti un percorso indipendentista moderno europeo nel nostro territorio, perché per legge era assolutamente vietato. Poi successe che la Turchia, allora quando nel 2006 si trovò nelle condizioni di chiedere di entrare nell'Unione Europea, aveva una legislazione come quella italiana che impediva ad altre minoranze di dichiararsi indipendenti, pensiamo per esempio ai curdi. Loro avevano questo problema qua. L'Europa chiese quindi alla Turchia di eliminare questa legislazione. Fatalità, la Turchia, per una sorta di rivalsa, esaminò tutte le legislazioni degli altri stati che facevano già parte dell'Unione Europea e scoprì che l'Italia aveva una norma assolutamente identica che impediva ai popoli che facevano parte dello Stato italiano di autodeterminarsi. E così l'Italia paradossalmente fu costretta a eliminare questa norma e immediatamente l'anno successivo, nel 2008, nacquero proprio qui in Veneto i primi movimenti non più autonomisti ma effettivamente indipendentisti in chiave europea, come esistevano già in Catalogna, in Scozia per esempio e così via, e qui abbiamo anche un rappresentante, Gianluca Bugiato, che fu uno dei fondatori di quei movimenti lì. Il Veneto Stato allora ancora non esisteva, poi nel 2010 successe che ben 2 movimenti indipendentisti veneti parteciparono alle elezioni regionali del 2010. C'erano 7 concorrenti, mi ricordo c'era Zaia per la Lega, Bortolussi per il Partito Democratico, De Poli per l'UDC, il Movimento 5 Stelle aveva un ingegnere di Treviso, adesso non mi ricordo il nome, poi c'era la destra di Forza Nuova di Catarossidis e poi, udite udite, dal nulla sono emersi 2 candidati indipendentisti alle elezioni del marzo del 2010, uno ero io e un altro era il dottor Polo di San Bonifacio, il sindaco di San Bonifacio. Non abbiamo preso granché, allora facciamo 0,4 e 0,5 se non erro, e sono percentuali molto basse, i veneti ancora non esistevano
non esisteva mentalmente nella testa dei veneti la possibilità di votare un partito indipendentista e non più semplicemente autonomista. Sta di fatto che a settembre dell'anno successivo abbiamo deciso di fonderci, abbiamo detto ma perché fare due movimenti che tanto prendiamo lo 0,4-0,5, no? Ci siamo fusi e abbiamo partecipato, abbiamo fondato questo nuovo movimento, Veneto Stato, che stiamo presentando a voi questa sera. Abbiamo partecipato alle elezioni provinciali di Treviso con il candidato Guadagnini, Antonio Guadagnini, che era già un politico abbastanza noto per aver fondato il movimento Sindaci per il 20%, un movimento che ebbe nel 2008 una valenza nazionale perché Antonio fu bravo, riuscì a portare ben 400 sindaci del Veneto a Roma per chiedere la proposta di legge di lasciare il 20% dell'IRPEF nei comuni del Veneto. Fu ricevuto da tutte le autorità, fecero una manifestazione e gli fu semplicemente risposto: mi dispiace, non ti possiamo accontentare, il 20% dell'IRPEF non ve la possiamo lasciare. A quel punto Guadagnini decise di abbandonare la strada autonomista e di dire vabbè, se non ci danno il 20% andandogli a chiedere la carità, allora adesso a questo punto ci determiniamo noi e ci teniamo anche tutto quanto, tutto il 100% a questo punto, no? E dopo l'1,6-7% delle ultime elezioni provinciali di Treviso, qui a primavera 2011, però è successo una svolta incredibile, nel senso che lo spread è iniziato a salire, abbiamo passato un'estate terribile, in cui abbiamo visto quello che è successo, e siamo arrivati all'autunno in cui si è verificata una svolta politica incredibile. E abbiamo visto anche, adesso io sono venuto in possesso di un sondaggio nazionale da parte di un istituto molto noto, che risale a circa una quindicina di giorni fa, dove per la prima volta il nostro partito Veneto Stato viene citato su una carrellata di intenzioni di voto a livello nazionale. E abbiamo liste autonomiste, ci hanno chiamato autonomisti anche se noi siamo indipendentisti, Veneto Stato, SVP, che sono quelli di Bolzano, EUV, Unio Valdôtaine, che sono i valdostani, 1,7% media nazionale italiana, che poi ci sono anche i risultati del Nord, liste autonomiste valgono al Nord il 3,8%. Novità: ci eravamo accorti di un certo rigonfiamento di queste forze, soprattutto Veneto Stato sta pesantemente intaccando il bacino in Veneto. Se la matematica non ha un'opinione, 3,8% al nord, consideriamo il fatto che Veneto Stato non è un partito chiaramente che può raccogliere consensi né in Lombardia né in Piemonte. Il Veneto fa 5 milioni di persone, la Lombardia 10 milioni, il Piemonte 5, quindi noi siamo un quarto della popolazione. Lì c'è un sondaggio che ci dà il 3,8% sulla media del nord, significa che improvvisamente c'è stata un'esplosione in Veneto del movimento indipendentista. Sulla scia della crisi economica, della paura dei cittadini per un futuro che non esiste, Veneto Stato è passato dall'1,7% di 6 mesi fa ad un peso in Veneto che può essere oggi, difficilmente si riesce a capire quanto possa essere attendibile questo sondaggio, però se le cose sono vere arriviamo a percentuali superiori al 10%. Comunque se non sarà il 10, sarà il 7, sarà l'8, Veneto Stato è arrivato ad essere un movimento che in questo momento vedete anche voi la sala piena, e di queste sale piene ne facciamo in tutti i comuni del Veneto quasi ogni sera, provincia di Treviso, di Padova, di Vicenza, di Verona. Significa che qualcosa effettivamente sta cambiando.
A questo punto noi abbiamo una responsabilità nei confronti dei cittadini, cioè di riuscire a dare delle risposte. Il nostro è un messaggio indipendentista. Noi diciamo semplicemente: non possiamo andare a Roma a chiedere la nostra autonomia, dobbiamo autodeterminarci con un percorso internazionale che hanno già seguito altri popoli europei prima di noi, anche in anni recenti. Possiamo fare degli esempi tranquillamente, pensiamo al Kosovo, che si è autodeterminato nei confronti della Serbia, pensiamo per esempio alla Slovenia, pensiamo a un sacco di altri paesi d'Europa che hanno seguito questo processo. Qual è il percorso che noi andiamo a proporre ai nostri cittadini? Esistono degli accordi internazionali a cui gli Stati aderiscono. L'Italia aderisce al Patto di New York. Questi accordi internazionali sono come dire, accordi al di sopra delle proprie costituzioni. Adesso voi sapete per esempio che la Libia per esempio non aderisce a questo tipo di patto e adesso è arrestato il figlio di Gheddafi, la Corte internazionale dell'Aia vorrebbe processarlo, però questa Corte internazionale che fa capo all'ONU non ha giurisdizione sulla Libia, mentre altri paesi che fanno parte dell'ONU hanno accettato alla fine della Seconda Guerra Mondiale una serie di legislazioni generali che sono al di sopra della Costituzione. Significa che allorquando il nostro territorio, noi parliamo di Veneto naturalmente, no? Decidesse attraverso un percorso pacifico e referendario di indire un referendum per autodeterminarsi in Stato e riacquisire la propria sovranità, potrebbe farlo. L'Italia e gli altri Stati europei automaticamente sarebbero nella necessità di doverlo riconoscere. D'altro canto ci troviamo circondati da una serie di stati di piccole dimensioni particolarmente efficienti. Non c'è nessun motivo al giorno d'oggi che questa piattaforma, che questa petroliera, che questa astronave, chiamatela come volete, che si chiama Italia, sia adatta alle nostre necessità. Noi possiamo tranquillamente costituire uno Stato che riacquisisce la propria sovranità, organizzarci e continuare come cittadini a proseguire, andare avanti con la nostra vita, ad avere le nostre istituzioni. Pensiamo che siamo a un'ora di automobile dalla Slovenia, che ha 2,5 milioni di persone circa, che sono esattamente metà dei cittadini del Veneto. In questi ultimi 10 anni la Slovenia ha avuto progressivamente un aumento del PIL pro capite che era su lavori relativamente bassi, ha raggiunto e ormai ha anche superato l'Italia come media nazionale. Tutti gli stati più piccoli, se guardiamo gli ultimi 10 anni, tutti gli stati più piccoli d'Europa hanno avuto questo aumento del PIL pro capite, mentre gli stati di grosse dimensioni, anche stati come la Germania, la Francia, la Gran Bretagna, l'Italia stessa, la Spagna, invece stanno dall'altra parte della barricata. Stanno dalla parte della barricata di quegli stati che hanno visto ridurre la ricchezza personale dei propri cittadini espressa come sempre PIL pro capite. È una tendenza naturale che vediamo in tutta l'Europa, è una tendenza che ci dà la storia. Significa che gli stati di grosse dimensioni avevano un significato nel Novecento, nell'Ottocento, dove c'erano altre necessità, dove bisognava creare dei grandi eserciti per combattersi l'uno contro l'altro, oppure avere dei grandi mercati, perché erano mercati protetti in cui la circolazione degli uomini e dei mezzi era solo all'interno di quel mercato là. Quindi questo non ha più senso in uno Stato moderno che appartiene all'Unione Europea, dove c'è libera circolazione di uomini, di mezzi e di capitali, o addirittura all'interno di un fenomeno più globale che è la globalizzazione e la mondializzazione. Adesso il mercato è il mondo, a noi non interessa più far parte di uno Stato
come l'Italia, quando facendo parte di uno Stato come il Veneto possiamo ugualmente commerciare, produrre e sviluppare il nostro business. Questo è un po' il succo del discorso che interessa a noi sviluppare come partito indipendentista Veneto Stato. Vediamo che stiamo crescendo, non c'è più motivo di continuare a fossilizzarci su delle teorie politiche che appartengono al passato. In fondo lo Stato non è altro che una forma di organizzazione in cui un certo numero di cittadini decide di avere una certa omogeneità e quindi si strutturano in maniera di far funzionare la propria società. Io ti pago, tu mi dai dei servizi. Però realizzando delle organizzazioni di Stato più territoriali e più vincolate ai singoli territori di appartenenza, probabilmente si possono ottenere delle migliori economie di scala. La tendenza è questa. Avete visto il voto spagnolo? Il voto spagnolo, non so se l'avete seguito in questi giorni, comunque è in corso un processo simile anche lì. Nei Paesi Baschi ci sono due partiti indipendentisti che sommati tra di loro raggiungono il 51%. In Catalogna, che è l'altra zona, per intenderci la zona di Barcellona, anche lì c'è un partito che ha raggiunto, se non erro, il 24-25%, un altro 7%, che sommati insieme come partiti indipendentisti superano il 30% della popolazione. In Scozia il leader del movimento indipendentista scozzese disse recentemente: non avremmo mai avuto un Parlamento e ce l'abbiamo avuto, non avremmo mai avuto la maggioranza assoluta e ce l'hanno, non avremmo mai avuto la maggioranza dei parlamentari e ce l'hanno. Probabilmente nel giro di un anno o due anche la Scozia porterà avanti un movimento indipendentista in grado di presentare un referendum per l'autodeterminazione. Non c'è motivo di continuare in Veneto all'interno, di considerare il Veneto ancora all'interno dell'Italia, ma penso che sia arrivato il momento di sganciarci da questa petroliera, a meno che non decidiamo di andare a fondo insieme. Io direi di passare la parola al prossimo relatore, Lodovico Pizzati, economista, che ci darà la sua visione sul futuro del Veneto Stato. Grazie, buonasera.